2, 3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati a Brescia Belesa, l'arte inaugura questa puntata dove si trova l'antica chiesa di San Giacomo a Brescia, in via San Rocchino, in via 25 aprile oppure in via Milano nei pressi del Ponte Mella. Seconda domanda, è l'Eusari, che animale è? È la lucertola, la lucciola oppure il gallo? E poi attenzione, chi fu Camillo Tarello a cui Brescia ha dedicato questo parco, appunto il Parco Tarello? Fu uno scrittore rinascimentale, un nobile medievale oppure un patriota? Questo e tanto altro in questa puntata di Brescia Belesa, restate con noi. C'è la Sciura Marci, guardate quanto è bella, quanto è allegra sta signora. Cara Marcella, sei sempre così allegra. Sempre. Che Dio ti benedica. Ecco, Poi c'è da stare allegri qui da Castelvedere, bravo, no? sì. Voglio dire, anche solo i colori mettono allegria. Poi c'è questa aroma, questa... Il cioccolato, il Eh cioccolato. sì, di dolce, di cioccolato. E di cioccolato ce n'è tanto e non solo. C'è una scelta di prodotti natalizi veramente invidiabile. Allora, la storia e l'arte, come te la cavi, cara Marci? Malissimo, insufficiente. Insufficiente. Guardate quanto è bella. La Marci, dove si trova l'antica chiesa di San Giacomo a Brescia? Pensa a San Giacomo, il quartiere San Giacomo. In via San Rocchino, in via 25 aprile o in via Milano nei pressi del Ponte Mella? L'ultimo, via Milano. T'ho convinto No. col mio sguardo. Sì. Tu Marci, stai masticando la cicca sotto la mascherina? Birba. Che animale è, cara Marci? È l'Eusari, la lucertola, la lucciola o il gallo? È l'Eusari? Io non lo so proprio, l'Eusari. L'Eusari. Dai, La lucciola. La lucciola. No. Boh. Sei Non lo convinta? so, no, non Però lo so. luce. l'Eusari, boh, può darsi. Ci ragiona la ragazza, c'è ancora un po' di cervello pronto per ragionare. Chi fu Emilio Tarello a cui Brescia ha dedicato un parco? Uno scrittore rinascimentale, un nobile medievale o un patriota al Parco Tarello? Ma sto Tarello, chi è? E ride anche su Tarello. Tarello. Non Cosa si ti sa. fa ridere del Tarello? No, non te lo dico. Abbiamo capito. Ma se che pensi, rarirarai, Rivedusena e mesa in franzeu che allora mi penso ancora di ritornare a Posaiosse dove me maduna. Genovese il nostro Massimo, direttore vendite di Castelvedere. Sì, esatto. Grande, ma da quanto tempo manchi dalla città Genova. della Lanterna? Da quanto tempo? Una volta alla settimana, un giorno alla settimana sono a Genova. Ah, scendi, beh dai, insomma. Scendo giù tutte le settimane. Dai, insomma, giusto, bello, bravo. Ascolta, Genova è bella, con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, ma pure Brescia, insomma, le sue Brescia è bellezze. una gran bella città. Bene, tra cui perché può vantare a diversi monumenti, tra cui la chiesa di San Giacomo. Dove si trova, caro Massimo, la chiesa di San Giacomo? In via San Rocchino, via 25 aprile o via Milano nei pressi del Ponte Mella? Guarda che ti Via suggeriscono, Milano, che presso il vergogna, Ponte Mella. Sono suggerimenti. Giusto, bravo. Che Grazie. animale è? Giusto, lo vediamo dopo, però, da come hai risposto, hai convinto. Che animale è in dialetto? Vabbè, tu il dialetto, cosa sai del dialetto bresciano? Niente, poco e niente. Potafes? E basta. È una parolaccia, almeno dovresti averla imparata. Qualcosa li ho sentiti. È l'Eusari, è la lucertola, la lucciola o il gallo? È l'Eusari. La lucertola. Massimo, chi fu Emilio Tarello a cui Brescia ha dedicato un parco? È Besugo, uno scrittore rinascimentale, un nobile medievale o un patriota? Ah beh, ma allora arrivano gli aiutini. Cos'era? Uno scrittore. Beh, Randy, questo forse ci indovina anche. Davvero simpatiche e simpatici anche oggi i nostri bresciani. Eccola qui, l'antica chiesa di San Giacomo è in via Milano, nei pressi del Ponte Mella. E l'Eusari in dialetto bresciano è la lucciola, guardate quanta che simpatica questa, e Camillo Tarello, a cui Brescia ha dedicato il parco, fu uno scrittore rinascimentale, si occupava di testi di agricoltura. Voi invece occupatevi soltanto con Teletutto, restate qui con noi, vi diamo appuntamento alla prossima, grazie.